Destinis. E il destino tante volte ha una strada, una via, che non tu puoi immaginare. E non tu puoi fare altre che camminare da ora. Io ho sognato e voglio provare a contare una storia. La storia di un uomo. Però io non sono buono di contare storie, perché io sono un contadino, sono ignorante. Eppure, che storia lì, a provi a contare lei stessa. A me molto, come capos. Mi chiami Simone. E che mattina lì mi visi che era una mattina come tantis. Una mattina in cui al chiante il gial e io mi svei per lavoro. No, non è vero. Hai le mie femmine che dismoffe il gial, che al chiante e che mi mandi in lavoro, sia io che il gial. E attacca a tontonami. Simone, non è possibile. Tu has di lavoro, tu has due frus di tira su, sono i romanzi che ti domandano le tassis, e tu sai che mi diceva mia madre di noccioli 11 rene che non voglio fare nulla, e così, e colà. Allora io, trattandosi di non sentire brontolare mattina e binore, mi chiappi su e voglio avere pari chiams. Che mattina lì, però, ovvio che era una mattina differente, perché appena fuori dai muri, dalle città, lo vedevi come un movimento di int che si ingrumava lì e non capivi ciò che stava succedendo, c'è che era, c'è roba che fosse. E stand qua, io anche che non le capivo di benissimo, e non capivi proprio te. Vedete, vedi, è cassaduta, vedete. Ma c'è succede la vita? C'è fasi, fasi non fieste. Insomma è una fiesta. Cosa saranno fieste? So io. Ehi, Mandi. Di. Ciao. C'è succede la via? Ma veramente non lo so snoie? No, non sai, perché fasi lo sapevi, sei sempre a lavoro, poi chiamo. Fatto non sapevo. È stato stato attorno. C'è a tora, a lavoro, sono state le femmine, mi dismoffa mattina, Lo sa, anche a me. C'è che lo sai, c'è che mal conta le femmine, che io non sa mai nulla, però sa sempre tutto. Sì. E mi ha detto, quando tu vas fuori, che tu vas a lavoro, tu vedrai fuori del muro, della città, splendid. E io gli ho domandato, Cesare, ha chiappato il Nazareno. Eccola, per ragione, ha chiappato il Nazareno. Cui? Il Nazareno, che è il famoso, po'. Lo sai? Ma veramente non lo so. Insomma, mi ha detto la femmina che lei ti fa entrare in città, per di un mus. Ti vedi tu, è entrato per di un mus, lui che lo aspettavi, lui che facevi in fieste, e lì con le ramazzi di olive, e battevi le mani sul mus, lui le entrava, le salutava, e lui facevi in fiesta, un fiestone quando è arrivato in città. Che lipo, che il famoso. Si smassi a ore. E dopo? E dopo ci mi hai detto, sì? Quando lei è entrata al tempio, all'elata al tempio, l'ha veduto tutti i marchiadans. E io apparato fuori tutti. L'ha fatto un ribaltone. Svolava in tazzis, svolava in cunings, svolava in chiadrais, io apparato fuori tutti, che ha detto che lì di casa di Sopari non si fa smarchiato, fuori tutti. Che lì, che è il famoso, che lì. E c'è mi hai detto che si chiama, aspetta, Gesù di Nazareth, che lì, che è il famoso, tu capito? Sì, no, hai capito, ma c'è c'entri che il grande in furli, Isal parla il discorso dal tempo, cioè, non sai? Non sai neanche perché come lì, non sai neanche ciò che l'ha fatto dopo, però che lì come lo stanno portando lì dal boss, mi ha detto le femmine, lo portano lì dal boss, sì. Ma E che non scherza, Ma c'è boss? Lo porti lì di Pilato. Addirittura? Sì, lì di Pilato, sì. E come, scusami, ma io voglio via. E se per caso tu le viodis, io e te? No, niente, non si non sempre mai veduto. Mandi. Pilato. Addirittura Pilato. Pilato
Allora era il procuratore dei Romani in Giudea. Allora era un uomo, come che si dice, no? Un uomo importante. Allora un uomo che allora metto lì un po' a fare in modo che le robe salissero bene. Allora lì a governare, allora lì a decidere per il popolo. Allora era un politico. E Pilato, che era un politico, allora lì per giudicare. Mi è venuto a chiaffare fin qui che è Gesù di Nazareth, sì? È venuto a pensare un po' su, perché anche io avevo sentito abbaiato or di lui. Ma dove pettes? A dicevi che era un che girava con stranein, non sai c'è tipo, che all'ora fa a predicare robis. Allora è un, addirittura che faceva i miracoli, cambiare le aghe in vin, magari che fosse un così. No, dove pettes? Ma comunque come che fosse? Che se di stade a me più di tanto non mi interessa, perché io sono un contadino e hai di là lavoro. Però non mi sommava una roba così grave, sì che si tabbaiava di lui addirittura di portarlo al cospetto di Pilato. Non mi sommava veramente di una roba così grave, così importante. Io. Ascoltai-mi. Ascolti. Allora, vedo decidu. Mo, decidi tu. Cui voleso libar? Cui volino libar? Gesù Sì. o Barabba? No, Barabba, è triste, il peste le int, il vatore. Cui? Se sono sicurs? Sicurs? Ma, sicuro di c'è? E di che il caca al vanse C'è molto calvanse. se fasino. Che robe? Dai, Pilato. Oh, senti. Rangiaisi. Ma c'è molto, rangiaisi. Ma tu vas via così, tu ti lavi le mani. Ma no, dai, ma Pilato, ti tagliato bene di te, in un momento fa che tu sei lì, tu sei un importante, un political decide, e che tu hai capito che robe lì, c'è di tu, rangiaisi. Ma c'è un po' di tu pretendi che le entità dirette se tu dici rangiaisi. C'è un po' di tu pretendi che la situazione sarebbe in ben se tu prima clamata decidi. Non tu decidi. Sì, ma a me, più di tanto, non mi interessa. No, perché io ho di lavoro, io ho due fruspicciui, sono lì, e poi le femmine che tontone, e io ho di lavoro per i chiams. Non posso stare lì da ordi di che predichi in robe salto nei cieli, perché io ho il chiam che è in basso, io ho anche soffrire di vertigini. Quindi, volente o nolente, poi se si tocchi, io che mattina lì, che eri già in ritardo, e dice per su, e là lavoro, perché per me nessuno va a lavoro. O scugni, la io. E quel qui, mamma mia, c'è brutto. Ce l'avete? Una croce? Una croce? Perché hanno preparato una croce? Quando eri piccolo, mia madre mi diceva sempre, Simone, tu sei un frutto, ma sei curioso. Ma io dopo sei cresciuto e come sei diventato un uomo, ma sei curioso. Non è vero, che a questo punto ho deciso di là d'ogni, dai muri della città, per vedere che sta succedendo, per vedere tutto quel grundin che si è fatto su, che veramente assomma una sagre, veramente assomma una festa, se non fosse che il festeggiato alle due pleni di bottis e sta andando
E per prime volte, seppur di lontano, ho visto Gesù, il famoso Gesù. Ma lo immaginavi più alto? Insomma, è proprio una festa, sì, eh? Hai in che sberle, in caciule. E plan plan, ho visto che si ingrumino e stanno chiappando che strade, che vie, che porta da su, lì dal monte, che si chiama Golgota. Prima però i romani ci fanno, a tirare le croci che vedo prima, che mi è passata davanti. Le tirano e gliele butto in taschene a lui e attacchi come a dai, come a sburtarlo. No, ma stai scuies, e sono in lì romanze, senza pletat, allo sburti, gluteri, alla giacca il toc di legno lì che alla di sé un evore pesante con me, e sono in lì che i dan, ma la sai lo sta? Ma no, con le bestie anche, ma no, ma vai ci fai? Muoviti, Ma no! dai, Non sta vai in devant! Ma dai, ma... Muoviti! No, si fa in che robis lì! Vai in devant! Tu eri stamburo davanti a Pilato e come muoviti, vai in devant! Ma no! Dai! Ma non sta Sburtilo che si non sta muovi, sburtando, vai in non vedo devant! che è lì che Dai! al po' con la io! Sburtilo! Al po' con la... Alle colatio! Alle colatio! E come c'è... No, sta io! Sta lì! Staci lì! Sta io! Ma no! Ma non sta tirati su! Ma sta lì! Ma no, tu vedo che ti pesti! Sta io! Ma no! Ma sta io! Ma no! Ma no, ma che chi non possedi, ma non possedi a questo, a son chi dan, lo pesti che invece di stare lì e fa fede di non arrivare poi, si tira su e al continuo a camminare con le croste a schiene. Ma sta lì, ma non sai, ma a me non mi interessa, ma che si rangi, qui lo conosco, qui l'hai mai veduto, e magari salmere te, magari è vero, magari aveva ragione. Che la dite che è un blestimatore, magari è un sovversivo, ce so io. Io ho altri robi spalchiati. Io non hai nulla spalchiato. Io ho di lavoro. Hai di lavoro e basta. Ho visto una femminuta, Ah, no, è giovane, sì. E ha tutte le muse, come se avesse vaiu tantissimo. E lì, non mi ricorda un evore me mari. Me Mari era una bravissima femmina, che non sa tirare su in maniera semplice. Non si è insegnato una roba grandissima però, l'onestà. Aveva un piccolo di fiet di sin, se può dirlo. Aveva... me Mari non era buona di fare di mangiare, niente ce fa, E lei si impegnava, ma niente di fa. A faceva di mangiare talmente male, pure me Mari, che quando no, i fradi a facevano i braus, non smandava a dormire senza cene come premio. E io mi visi mi visi ogni secondo che è passato con lei, e mi visi soprattutto in che volte che è venuto da mangiare, che non era lì. E lì nessuno di noi l'aveva aiutato, no, perché non tu avevi di fattio di avai, non tu potevi fattio di avai. E allora le lacrime sono state tutte scritte al cuore, tutte lì, senza chiattare una strada. E in che volte? Poco poi che un frutto. Mi sono domandato, ci sa il piede per un figlio? Avio di piar di somari, ci sa il piede.
Ovvio le femminute. Che femminute di prima? Che picciole, che giovine, che avai 80. Alle viot che passano davanti, che supera per fin i romanzi, che arriva alla per fin d'ogni di che sotto dalle cross e si ferma davanti e si calin in muse un davanti che l'altri. E a tabain, non disinnuie, ma a tabain. E da che voi lì? Hai capito? Hai risponduto a che me domande di pui di frutto. Si al pies. Alle pies vedi une mari. Pier di Sofì. Voi via. No, voi via, veramente, voi via. Voi via perché il tempo al passe. E io sto perdendo il tempo. Voi via perché scene chi mi ha tirato fuori quarts di tanti in spa che non volevi neanche tirare fuori, che io avevo mettuto squissato là. E voi via. A voi via dai miei chiampi pure, sì. Chiams. Chiamp. Chiamput. Boh, andai un miec ort, vai bene, andai un miec ort perché oltre ai contadini ignoranza e anche puar. E a voi avore tal miec ort, come ogni mattina, come che io contavi prima. E a scugni là, e spera anche di avere fortuna. Perché se sei fortunata tiri fuori aldi dai di scambiare col me confinante. E se sei disfortunato, o tiri fuori aldi dai di fare di mangiare le me femmine che fa di mangiare pies di pure me mari. Poi ci si tocchi, a dicevi prima. O hai di là lavoro e mi lasci tutto come che si fa alle schene. Ehi, tu! Sì, tu, Basual! Tu con le sape, ven qui! Muoviti, ven qui! Muoviti, ven qui! Le sape a di me cugnato. E quindi? Quelle ha in mano le sape? Qui sono le Basual con le sape? Ah, ecco, allora, non sta a contraddirmi, ascoltimi. Molle io le sape e chiappe sulle cross, che lui non rive. E muoviti. Allora, Calcinti, signor Roman Centurion, lui si vede subito che è una bravissima persona. Sicuramente intelligente, perché l'ha deve studiare, perché l'ha chiappato lì, tutti scudos, lì, tutte che robe lì. Sì, ne fies, sì. E quindi lui è sicuramente anche una persona di monte, come che sì. Un po' duc, no? Quindi lui capisce anche le esigenze dei puars basoai, quale io sono. Invece lui, allora, poi ho illustrati, no, ti tocchi, no, guai, io. Quindi, allora di capire che io andai un morto picciol, e a voi avore, dome, per pagare le tasse salvate romane, perché io dico, i romani hanno ragione, sono loro, e a scugni là, se io non vuoi, le mie femmine, che lui sicuramente il bielom come calè, anche lui sicuramente una femmina, e chissà troppi anche di giovani magari. No, intendevi che mi tontone di fisso e continuo, quindi io, come accettato, lui le sta gentilissimo, semplicemente rivolgimi le parole, tanti Billy Robis, mandi il signor commendatore, saludin, che saluti. Tu finito? Ti sistemi io? Con che chi? Non tu senti più le femmine? Non tu mi paghi più le tasse, ma non mi interessa, perché tu sicuro tu sei spuar. E non tu avrai un chiamputo, un tocco di savalon. Quindi le tue tasse non mi interessano. Quindi c'è fatto. Le fermi tu chi o mi ascolti tu? Chiali, tanti volte ragionato un in su, un placer. Non si dinea a nessuno, soprattutto a lui, una persona di Quindi le croci. Mola le sape, chiappe sulle croci, muoviti. Ma le tengo un momento, perché... No. Muoviti. Sì, io. Poi le. Sì, e poi chiale, metta lì. Ecco. Chiappe sulle croci, muoviti. Che le processioni che si ingrume, muoviti. Chiappe sulle croci. Dai, muoviti.
le croci, ma pesa, croci. Parlare, il Golgota parlare. Va tu, parli, parlare. Sto facendo manovre, no? Aspetta. Manovre, vai avanti. Vai. Bravo. Ai! Dai, non pesa, vero? Non pesa. Bravo. Pesa un po' no, porti, croci, Dai, un allora fosino. via, bravo. Sì, va a cagare, va. Sarebbe? Ave o Cesare! Ave Cesare. E così, veramente, senza sapere lei ne scrivi, mi sono chiamata al miec e mi sono chiamata a portare le croci di Gesù. Magari diventi famoso come Simone di Cirene, l'uomo che l'ha portato le croci di Gesù. Oh, che pesa! No, probabilmente diventi famoso come Simone di Cirene, l'uomo che è stato sfraccato dalle croci di Gesù. Eppure sei contento. No, non capi male, non sono contento di che sta succedendo, sono contento di avere un po' di fatica, a che non pa' chi, di aiutarlo come caposi. Ma se si così capace di chiudere, che neanche non si chialin in muse, e non si disinnuia, lui non sa qui che sono io, e lui non sa qui che sono lui, e sin lì. E non mi dici neanche, so io un grazie. Ma Simone, certo di fare un grazie, Simone, certo di fare un grazie. Il grazie non convente né a nessuno. Le robis, la res infatti, per amor, per gusto di falis, senza pretendi niente in cambio. Ma fin come, non hai mai chiamato un uomo col cuore così grande di fare le robis come per amore. Fermati. Poi le Julle Cross. Di come tocchi a lui. Poi le. Porti che le pesante, che croce. Le porti per un tocco di strada. Dopo i romani, ma le fasi in meteo. E senza pietà, attorni a buttare le taschene a lui. E lì per prime e uniche volte, per un secondo, si inchialasse in muse. Musis. Non si induce fas di una muse, che è le nestre, che è che tu porti, che ti plasi, che ti disturbi. Hai le to. Hai le muse dal matto, hai le muse dal mona, hai le muse dal furbo, hai le muse di quel che non arriva neanche imbrogliati per fare un carico di briscole. Hai le muse, le to. Come che è? Le muse davanti e che da ur. Dice che tu sei. Musis, che ha disindotto, oppure noi, che gli le to. Il tuo pregio, il tuo difetto. Veroniche, dove tu? Mi vedi lì, non sta là al miezla, ma sei tu matte, ma se ascoltami, torna in da, ma Veronica non sta là, non vi ho tu lì, Romano, tu vedo con le spade che lì stava un momento a farmi le barbe con tutto il quel. Sta attento, Veronica va via di lì, ma c'è vato a fa? Ma Veronica, ma a che passato c'è? Veronica, un pecciotto per suare le muse di c'è il sangue e il sudore. Veronica, lascia sta, che lì sta un momento.
Sangue. Sangue e sudore. Ne bielezze, par fasi chialadino, ne splendor par plasenus, criticat e buttat in bande dalle int, om dei dolors, che alza, se calel patì, compagn di un, che devan di lui, si taponisi le muse, dal profeta Isaia. Niente fa. Hanno visto là. Hanno visto là un'altra volta. Sì, l'ho visto là un'altra volta. Perché appese le cross. Lei provate appese. Allora io avrei là in davanti. Avrei di là lì e dici, permesso, scusate, so io. Che di prima? Simone a 20 cirene. So io, so che là a portare le spine. Come ne, in che modo minuti alle porte. Non so fa. E invece no, disnuie. Non disnuie, perché hai paura di tutto, perché hai paura che mi faccia male, perché io ho pochi robis e le disfin coi denti, le smes pochi robis, e hai paura, perché tanti volte le disgrazie, se non ti tocchi indirettamente, non tu le consideri. E poi hai di lavoro, hai a dare loro tutto, hai di via di là, se sono venuti a spurre le patate o c'è, hai di là lì. E io non posso perdere tempo da ora di che situazione qui, che alle un altro monte, alle politiche, sono torturi, alle farsi male, alle robe che io non arrivi. No, oh, signor Caccoli! Mi sei inceppedato come un stupidello. Sei colato sulle mie parole. Mi sono inceppedato al nuie di che c'è cassoi. Sei colato come te, Gesù. Tu vedi che prendi o ti chiappi dal numero delle coladizioni. E ti chiappi, sì? E ti chiappi che magari di chi partiare o hai un'altra prospettiva. Simone, ma sto un po' bene, tirati su. Certo, sotto qua. Mi sei inceppedato? Capite mai a te? No, ma siccome che tu sei vecchio tu sei tu. Sin tu c'è. Tu sei tu che la dite. Dice. Che là, sei tu che la dite che là. No, hai sin tu, c'è. Incredibile, Simone, incredibile. Ma c'è robe. Incredibile, c'è che la dite che là. Ce l'hai, dite, noi sin tutti hai detto. Ti dissi io, è una roba incredibile, c'è che la dite. Lo vuoi tu? E là, che vendevamo ben plank. In bande di lui, sono dei femmenutis, no? Le svai tu, la che un grundi in ogni lui, le sono dei clos, pestat, col sangue. E le femmenutis in bande che lo chialin. E cavain, e che si battono il petto, e che disimpuarete, che cire di consolalu. A sono lì che cire di consolalu. E lui con un fil di vos, c'è i disie. Gli dite, non stet vai per me, ma vai su di watris e sui vostris frus. C'è vuoi disi? Ma c'è molto vuoi al disi, che lì sono lì per consolarlo, e lui che va a morire, alza di la morire, e invece di farsi consolare, dice che al poco vent'anni farsi consolare, al console lui loro. È incredibile. Lui al vado là? Va a morire. Ma c'è molto al va a morire. Ma mi chiappi tu. Ma secondo te i romans lo portino al Golgotha a fare feste? Al va a morire. Ma troppo stupido sono io stato fin come
di non accorgermi di una banalità, che lei al va a morire e che nessuno al fa snuie per fermare, giustificando che non è colpa mia, giustificando il dono, dicendo che è meglio che al muri una persona sola piuttosto dal popolo. Ma così a dismente che il popolo viene compatto una gota alle volte. Simon, non è facile. Simon, è lì. Simon, alle colate. Simon, alle colate un'altra volta, Simon. Un'altra volta alle colate. 3. Terze volte calcola. Le terze volte. Ma possibile che in tutto questo, fin come il destino di un contadino come che so io, al di stato quelli che passò una croce e portare a un condannato a morire. Non posso dire tutte queste le mie vite. E troppe volte so io colata disperazione, colata le paure, colata che di non arriva a fare. E troppe volte so io veduto in partiare. E partiare lei la sade. Dite che non è colpa mia. Simon, chiale. Simon. Sì, è su. Simon, chialo. Simon, si sta avanzando un'altra volta, Simon, chialo. Lei è tornata a su a continuare in davanti, Simon. Che partiare? Assim sempre no. Ma c'è detto, c'è partiare, ma tu sei smart? Come che l'è mat lui? No, chi non si può, no, io di lavoro, noi voglio fare le fin di water che diventai smart, cole, lieve, cole, no, voi via, vonde, aiuto massa, vonde, voi via, basta. All'inizio di che giornata qui, voi vi dite che avevi di contare la storia di un uomo, ma poi va in davanti queste strade qui, questi calvari qui, poi in davanti che vie qui, poi mi accorgo che quell'uomo lì è speciale. Ormai le sue vie è diventata anche le mie. E voi da ora, camminando dalle mie vie, dalle vie di Simone, a sui donne dal Golgota, e vi ho che hanno portato altri due. Andiamo portare per un'altra strada, andiamo portare prima. Non sai. O sai dove che due lì? E hanno evitato le umiliazioni dalle strade, senza le frustate davanti a lui, senza il sburtalo, senza il falucolà davanti a lui. Hanno evitato le umiliazioni. Ma io in che frazione di secondo che ho veduto Gesù tra voi, non ho mai veduto umiliazioni. No, anzi, ho veduto una persona fiere, sofferente sicuramente, ma fiere, sicure, di sapere di fare le robe giuste. Avrà avuto paura anche lui. Tal sangue e tal sudore. E come ci facevo? Ma dai, vai via! Ma anche gli avessi il vestito! Attentai anche che umiliazione lì, cari voi romani, portai via anche i vestiti! Per la salucrot, tal freddo, tal che si sta alzando! Anche che umiliazione lì non funziona. Che l'hai lo? Alle migliori di Watris lui crot. E tal freddo. Alle soffierezze, poi c'è un vestito, nie non è un vestito, il vestito al tapone, c'è che tu sei dentro. Ormai, o sono al Pisa al Golgota, sono lì. Ovvio i romanzi che finalmente tirano via le croci da schiena, ma le tirano via per un momento, le puoi impartiare, e dopo puoi impartire per sore lui. Tum! Tum! Tum!
tre claus, des mans e un gran talpì. E dopo, plan plan, come una scena, lo tira in su, in pins, ad alt, perché lo vedo in duce. Subito dopo in banda di lui, anche che i due di prima, che il calo cognos. Sì, lo hai già veduto, una brutta persona, all'era un l'aria, forse anche un assassino, non mi visi. E lì, che al tas, col chiaf basso, che il cano sai qui che è? Non l'hai mai veduto. Ma di lì, di lassù, al busine, si rabbia, e dici di tutto. Ma non dici di tutto ai romans, a chi che lo hanno picchiata lì, dici di tutto a lui. Ma perché a lui, che è come te, picchiata lì come te, al soffris come te, alla mal come te. Perché hai detto di tutto a lui. C'è c'entri a lui. Ma plan plan che al tas. Sì, al tas. Alzate sul il silenzio, perché le cross, a ti tempi chiarla su, e tu non tu arrivi a tirare flat, se tu sei spicchiato, con due claus da un len, e tu sei lì, che tu sei di tirare flat, e allora l'unica maniera che tu puoi fare per tirarti su, per portare aria dentro, tanto panza, le che ti fa fuarci, tanto i pis, ma tanto i pis, tu hai un cloud, e tu hai un cloud che ti fa male, e quindi colisione, senza flat, senza voce, tu colisione dal silenzio, dal cidinor, sotto, dalle cross, ovvio femminuto di prima e poi altre persone. Tutti lì. L'unico rumore il curca al bat. Testos mans odoi il mio spirit. Al dis, come un fil di voce. Par dopo play il chiave. Per sempre. Hai camminato in bande sulle vie del Calvario, strade, strisciole di sangue, e non capivi se eri io oppure il destino. Che non arrivavi a capire. E andavi in davanti, verso il mondo che era il Calvario. Destini che si chiattin, che si pen per sempre. Quali eri la domanda se le risposte gli morì? Dome Olmis sulla cinese, che l'aiar al portaravie. Non una piera riguardà, e forse neanche che, senza stagione, senza tempo. Is al chist il tuo premio
A tu vinto tu muerto? No, non sarà mai per sempre. La vita sarà sempre un passo in avanti. Anche su queste strade. Strisciole di sangue. Le mattine dopo era di che mattini di un ignot che non tu has dormito. Con tante immagini, con tante situazioni, con tanti sentimenti dentro tal cuore che tante volte non stanno. E che mattina lì, come ogni mattina, la chiantata gli alti, smonda la mia femmina, che viglio da dentro, ma prima che attacchi a tontonami, io gli hai dato una ridata e l'hai bussata. E mi do i fruschi, arriva anche mo a dormire. Perché hai capito che io sono un uomo, sono un contadino, ma sono fortunato, perché andai una famiglia, perché andai piccoli robis, ma sono grandi. Tanti volte tu devi di morire per apprezzare le vite che tu hai. Bon, dopo le femmine mi dite, buon Simone, però tu ti lavori, chiappiti su, e allora si torna al discorso e decidi là, con le mie calme, ma con altri pensieri, non sai perché, un pensiero più positivo. Oh, soy tard, gli dite di svegliarmi ad ore, e io ci fasi, mi svessi in piadore, voi no, gli dite che calile per maloso, che se arrivi tard, dopo si rabbia con me, gli dite... Beppi, sei tu. Simone, non ti avevi veduto, eri chiappato a me discorso. Davato tu scrufugliati di corse lì. Soy tard, che dite le femmine svegliami ad ore, che là che mi spette. Là se stacca, soy tard. Ma c'è tardi. Mi spetta che là, che là mi ti spetta e se tu devi stare si rabbia. Ma che la cui? Di là di Pilato. Anche tu. Sì, e di là di Pilato ti spiegherai per sé, è di là. Mandi, è di là via, di corsa. Gli dite svegliami a che ore lì, niente di fa. Beppi da Rimatea, lui le simpli di corse. Io non l'hai mai veduto, lui che fa le strade con calma. Però è una brava persona. E alla fine capì che era la fa di Pilato. Allora là a domandare il quarto Gesù. Permettilo da un sepolcro, uno dei suoi, un di sua proprietà. Sapete vero? Quasi per curiosità. O vuoi acchialare che il sepolcro è lì? Sai che sono sempre io che il fronte ho curioso. Io sai anche la caletta, dalle sbande dal mecchiamo, dal meolo. E lo Dio, ci dà ci pure. E le vanno a sepolcre, una grandissima pietra che da fuori l'ingresso. Ma sapete una roba di pazzo? Che secondo me che Piere lì davanti al sepolcro non è vonde grande, non è vonde pesante, partitino lì dentro. Ma se volesse, che chi è un'idea di ridi, un'idea a me, un'idea di un contadino semplice, l'idea di Simone. Mandi e buonasera a tutti.